depositi del Museo Diocesano, ricchi di opere del Novecento, omaggiano alcuni artisti mantovani della generazione dell'80, come Giuseppe Guindani, Mario Lomini, Vindizio Nodari Pesenti e lo zio Domenico Pesenti, che lo introdusse al mondo della pittura. Guindani e Lomini frequentarono insieme l'Accademia di Brera a partire dal 1909 e in diverse occasioni ebbero modo di esporre assieme le loro opere. Nel medesimo periodo Vindizio Nodari Pesenti abitava a Milano e frequentava i grandi Balla, Boccioni e Carrà. Anche grazie allo zio Domenico, pittore già affermato, Vindizio fu un artista importante nel panorama mantovano. Ha attraversato e conosciuto diverse correnti d'arte, dall'impressionismo al post-impressionismo, dal futurismo al cubismo, maturando sicurezza e solidità. Giuseppe Guindani, libero, luminoso e chiaro, sorvola sui volumi delle figure con il tocco leggero e rapido del pennello, a volte accantonando la prospettiva per dedicarsi all'immediatezza dell'immagine. Può essere classificato come un artista del ritorno all'ordine, dopo gli eccessi cubisti e futuristi. Per Mario Lomini il tono rappresenta la suprema ragione e la difficoltà del quadro. La forma non è che il complemento. La massima importanza è attribuita al colore, col quale solamente si può giungere all'espressione della forma. Spesso proprio il colore evade dalla linea del disegno. Di questi autori, accomunati dalla medesima temperie culturale, il museo espone una serie di ritratti che ci permettono di apprezzarne la particolare vena artistica. La mostra è visitabile fino al 30 maggio, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12 e dalle 15 alle 17, sabato e domenica solo su prenotazione.